Quando vuoi. Tutto pronto al Palazzo di Conegliano per la partita tra Atletico Conegliano e Mestre Fenice Next Gen. Una partita tra una squadra di giocatori esperti come quella dell'Atletico Conegliano e la rosa più giovane del campionato, un progetto serio che va avanti ormai da 2 anni, quello della Mestre Fenice Next Gen, che porta in campo un mix di giocatori tra il 2005, il 2006 e il 2007, con il piccolo che tra l'altro è nato nel 2008. Una partita a cui bisognerà stare attenti. Già all'andata abbiamo visto quanto può essere insidiosa la squadra di Mestre. Vediamo che l'Atletico Conegliano possa portare a casa il risultato. Che partita ti aspetta? La partita è sicuramente che in questa stagione non ha mai battuto il Mestre, anche ai quarti di Coppa Italia ha subito un sonoro 7-1. La squadra di mister Brusaferri sicuramente vorrà riscattare le due sconfitte contro Mestre di quest'anno. Con voi oggi per la telecronaca siamo Andrea Madero E Alessio Morettin. Mestre Fenice che si presenta con il numero 1 Mattia Valdresca, numero 2 Filippo Guariento, numero 3 Alberto Pureo, numero 4 Filippo Pettaneo, numero 5 Mauro Palma, numero 6 Alvise Bergamo, numero 7 Riccardo Franceschini, numero 8 Federico Enea Franzoi, numero 10 Scavinato Kevin, numero 11 Alessandro Guariento, numero 12 Carlo Stefanuto, numero 14 Giacomo Bello. Atletico Conegliano che si presenta con il numero 3 Cappelletto, numero 5 Di Piccoli, numero 6 De Martin, numero 7 Fasanella, numero 8 Favaro, numero 9 Brusaferri, numero 10 Ziveri, numero 11 Carebuccio, numero 13 Pinato, numero 19 Veselli, numero 22 Sponga e numero 30 Celotto. Oggi grande novità nella formazione titolare del Conegliano, abbiamo Celotto in porta, si è fatto trovare pronto nella partita casalinga contro Miane a sostituire Sponga, un giocatore arrivato a gennaio ma già pronto per fare la differenza in questo campionato. Due grandi assenze oggi per il Conegliano, ancora una volta assente Imamovic come contro il Montello e anche Sponga. Sarà una partita non semplicissima per gli uomini di mister Brusaferri. Tutto pronto, tutti dirigono la gara, arbitri Causillo, Pevellin e Barbato. Al via la gara, primo possesso palla per il Conegliano con Martin. Favaro subito porta il pressing di Bellu, Veselli, tocca Franzoi, adesso riparte Puleo, Scavinato. Intanto per la prima Da Scavinato cerca Bello al centro, palla che è uscita. Tanto per la prima volta possiamo vedere come mister Brusaferri non schiera dal primo minuto Ziberi e neanche Finato. Scelta diversa con Martin in campo. Adesso è Conegliano, questa prima fase di gioco, tenere il possesso, gestisce Veselli, diciamo il sostituto naturale di Ziberi. Adesso Bello per Scavinato che prova la punta, palla fuori. Non c'è il numero. Stefanuto. Veselli, Brusaferri, Favaro, ancora Brusaferri ad impostare. Adesso la fine del pallone esce Stefanuto. Classe 08, il portiere della Mestre Fenice Gen. Franzoi, Bello, esce Celotto. Mestre Fenice fin da subito aggressiva, sfruttare la scaltrezza, la freschezza dei suoi giocatori, tutti giovanissimi. Partita ancora sui binari
dello studio in questo inizio di match con le due squadre che non vogliono sganciarsi e lasciare il fianco scoperto agli attacchi avversari. Infatti vediamo anche tanti errori. Adesso Martin a gestire un pallone difficile, c'erano i due giocatori in maglia arancione su di lui, c'erano sia Schiavinato che Puleo a prestare dell'Atletico Conegliano. Tiro da fuori Schiavinato, palla fuori, rimessa dal fondo per Celotto. Favaro, Veseli, prova a puntare, va bene Brusaferri, adesso Veseli, prova il destro, Qua è saltata la prima posizione, Conegliano si è trovato in pratica davanti alla porta. Ottimo lavoro di Veseli, ma anche quello di Brusaferri che ha fatto il lavoro da pivot vero e proprio. Tanto il direttore di gara richiama fino a subito Bellu, giocatore da tenere a bada, diciamo, il più grande esempio di sportività mai visto in un campo da Tecno 5. Schiavinato. Adesso Franzoi, il capitano. Bellu. La ritocca per Puleo. Adesso Franzoi. La tocca di mano. Qua occasione sprecata da parte del Metz, perché il capitano era da solo davanti a Celotto con uno stop orientato, non a inseguire, non con la mano, sarebbe stata la più grande occasione della partita fin qui. Ed evidenziare anche l'errore del Conegliano, che era spostato tutto sulla destra lasciando l'avversario libero. Brusaferri sbaglia il tiro per Favaro, termine Bellu, adesso ancora Brusaferri a lottare, Luca Bellu, 21 su Veseli, adesso parte il contropiede il numero 14 che passa subito con una ruletta, adesso scarico su Favaro, raddoppio su di lui, Favaro passa per lui, Favaro, la tocca per Brusaferri, azione che sfrutta benissimo da parte dell'Atletico Conegliano, che ha sbagliato di misura il passaggio sul secondo palo per Favaro. Che buona iniziativa del numero 8 in combinazione con Brusaferri. Qua tanto altruista Brusaferri, che aveva proprio lo specchio, non dico libero, ma tu per tu col portiere ha voluto servire ancora una volta Favaro per fargli chiudere la rete, fargli trovare la rete, ma certe volte l'egoismo dell'attaccante fa più che bene. Brusaferri che si era già predisposto con il corpo per il tiro, per il passaggio, e non ha neanche optato, non ha neanche guardato il portiere. Adesso calcio d'angolo, Bellu vuole provare la punta, para Celotti, spaccata, prima parata del portiere in maglia numero 30. Subito ritmi alti, ma si sapeva già all'andata, è stata una partita bellissima da vedere, ma sfortunata nei punti finali, con la Mestre Fenice che è passata in vantaggio all'ultimo secondo con un lancio lungo e il gol di Bellu. E intanto prepara i primi cambi mister Brusaferri con De Piccoli sul cubo. Passa Schiavinato su Brusaferri, viene Martin che conquista la rimessa laterale. Intanto fa notizia ancora Finato e Ziberi in panchina, con il primo che si inizia a scaldare. Veseli, pressing di Schiavinato, De Piccoli, lancio lungo, palla facile per Stefanuto che la spedisce direttamente sul fondo dalle parti di Celotto. Celotto lungo per De Piccoli, totalmente sballato. Adesso Bellu può puntare. La scarica ancora su Puleo, Franzoi. Schiavinato, rimessa laterale a favore della squadra di Mestre. Franzoi, Bellu vuole puntare, riesce a liberare il destro, palla deviata da Brusaferri, adesso Veseli non riesce a partire in contropiede, molto aggressivo il numero 10 della Mestre Fenice. Prova ad orientarsi il controllo con un colpo di tacco, adesso
Ancora possesso palla per Mestre Fenice. Bello. Lancio lungo per Schiavinato, copre bene Veseli. Azione pericolosa del Mestre Fenice che passano tutte per i piedi di Bello, un po' il Zibelli di questo Mestre Fenice. Ecco, pronti 2 cambi dalle parti del mister Landi della Mestre Fenice. Schiavinato la battuta del maestro laterale. Ancora Schiavinato, prova a puntare, blocco di Pettenò. Schiavinato ha trovato l'imbucata per il numero 11 Guarente Alessandro, il miglior marcatore di questa stagione della Mestre Fenice, già a 13 gol classe 2005, che una squadra normale potrebbe sembrare uno dei più giovani, in realtà il più esperto insieme a Giacomo Bellu di questa squadra. Questa è stata una giocata proprio codificata, mai vista prima. È arrivata proprio quando è entrato il bomber con la maglia numero 11. È qualcosa di studiato da parte del Mestre Fenice per prendere il controtempo alla difesa del Conegliano. Adesso Bellu, Guariento, ancora Bellu, dialogano i due, Schiavinato, un pressing offensivo. Molto nervoso fin da subito Kevin Schiavinato, prodotto del settore giovanile della Came fino a pochi anni fa, quando si è trasferito alla Mestre Fenice. Carbucci passa in mezzo a 2, interviene solo dopo Guariento, poi la rimessa laterale. Anzi, fiscato fallo contro sempre Schiavinato Kevin. Favaro, De Piccoli, già 2 falli fiscali contro Mestre Fenice. Pinato, punta per all'alta sopra la traversa di Stefanuto. Buona azione qua di Federico Finato, che ha gestito un pallone difficilissimo ed è riuscito a trovare lo scarico per il destro di Carbucci, palla alta. Questo ha fatto proprio il lavoro da pivot, il suo lavoro che ha mostrato più volte qua con Conegliano, difendere la palla e scaricare per i correnti che arrivano da dietro. Questa volta Carbucci. Bello. Finato recupera il pallone alto, cerca De Piccoli che la scarica. Favaro, pallone deviato da interviene Celotto, già pronto lì, palla alta. Pettenò adesso la battuta mentre è entrato Franceschini, ex San Mille, anzi ex Miti Vicinalis. Finato, De Piccoli, sale pressing, adesso Bellu, tiro deviato da Favaro, poi si butta lateralmente il numero 14. È stato bravissimo Favaro perché Finato aveva perso un pallone sanguinoso. Finato che non ha neanche, ha pochissimi minuti nelle gambe, infatti è già stato sostituito, è già tornato in panchina e dentro di nuovo Bussaferri. Ora fuori Carbucci, De Piccoli, prova al destro. Si è fatto trovare pronto il numero 12. Ottimo stop, il tiro in mezzo secondo per il numero 5. Intanto ritrova il campo cappelletto dopo tanto tempo qui in casa, forse è mancata anche un po' la sua esperienza difensivamente parlando. Carbucci la battuta del calcio d'angolo, tocca per Brusaferri che prova il mancino, sarà ancora
il giro del calcio d'angolo, Carbucci, l'altra per Brusaferri, vuole liberare il destro, trova Carbucci al centro, Fasanella fa tagliare fuori da Franceschini, quando mancano 12 minuti e 25 secondi alla fine del primo tempo al Palastadio. Tette no, tocca per Guariento, Franceschini, Palma, non basta su Cappelletto. Ecco, questo è di quello che parlavamo prima, la capacità di capire in anticipo le giocate degli avversari e intervenire anche quando serve. Solidità. Carbucci recupera il pallone su Fasanella, cava di nuovo sul secondo palo Carbucci, una buona rimessa laterale in zona offensiva per il Conegliano. Cappelletto scarica sul Brusaferri che vuole puntare, Cappelletto finta sul mancino, un pallone difficile per Carbucci, coperto bene ancora da Guariento. Tanto fanno ancora sempre più notizia mancato ingresso in campo di Ziberi, avrà qualche problema fisico perché dopo 8 minuti e qualche secondo deve ancora vedere il campo e per il fare di questo Conegliano non è normale. Carbucci invece sembra uno di quei tiri suoi, però qua a eludere il pressing della Mestre Fenice con un'ottima finta di corpo. Fasanella su di lui il numero 4 Pettenò. Le uniche poche occasioni che sono state create da questo Conegliano è proprio della velocità di Carbucci e di Fasanella appoggiarsi a Brusaferri e poi arrivare. Adesso qua giallo per Fasanella, entrata in ritardo sul numero 7 Franceschini che si stava avviando tu per tu con Celotto. Giallo più che giusto per Fasanella. È entrato in ritardo e ha deciso di prendere l'uomo senza toccare il pallone. Fallo speso bene dal numero 7. Adesso ci sarà una punizione per la Mestre Fenice. Vediamo se si affiderà al destro di Franceschini direttamente per la porta oppure proveranno una soluzione diversa. Franceschini cerca Palma, mancino strozzato che finisce direttamente fuori, non è riuscito a coordinarsi bene il numero 5 Fasanella. Carbucci, Cappelletto, Brusaferri prova a puntare il Pettenò, conquista ancora il calcio d'angolo, adesso prova a spingere il Conegliano. Fasanella, Cappelletto. I calci d'angolo senza Ziberi sono diversi. Conegliano che ci aveva abituato con la palla fuori e il tiro al volo di Ziberi, ma in questo momento c'è anche un po' di confusione in casa Conegliano, secondo me. Diciamo che in questo momento in campo senza Finato, senza Ziberi, senza Ivamovic, mancano quelle qualità, possono sempre fare male nelle palle da fermo. Adesso Guariento vuole puntare Carbucci, Franceschini, Guariento, Pellenò, veloce qua il fraseggio della Mestre Fenice che prova a girare palla, salvo poi sbagliare l'imbucata di Palma. Adesso Brusaferri sbaglia il controllo, Fasanella non trova Carbucci, mancano 10 minuti, è andata via la prima metà di questo primo tempo, ancora 0-0 al Palastadio. Mestre Fenice che svuota proprio il centro del campo per muovere questo pallone e poi buttarsi dentro a 1000 all'ora dagli esterni. Ranzoi punta Carbucci, prova il destro, palla fuori, alta. Bella iniziativa
del numero 8, come essere Fenice, ambidestro, faccia bene con entrambi i piedi, ha provato la punta. Mentre Giuseferri chiama il lancio lungo da parte di suo portiere. Giuseferri a lottare con Pettenò. Favaro, Cappelletto, Pasanella. Favaro deve gestire un pallone difficile, spalla alla porta, sbaglia poi l'appoggio Pasanella, mentre sono pronti ad entrare per mettere un po' più di qualità in questa manovra sia Veseli che Finato. Franceschini, Franzoi, Palma, interviene Cappelletto, adesso al contropiede Franceschini, punta la porta Franceschini, ne è appena toccato da Pasanella. Giuseferri, contropiede, cerca Favaro, riesce ad intercettare la traiettoria del numero 8. Questa è un'ottima intuizione di Brusaferri, forse Favaro non ci ha creduto abbastanza, anche perché la palla era ottima. Franceschini, Palma, ancora Cappelletto ad intervenire. Franceschini, Celotto, sbaglia l'appoggio per Veseli, pericolosissimo qua. Adesso Franzoi può puntare, interviene Cappelletto, è scivolata. Ancora Franzoi, sono in tre su di lui. Veseli spazza su Culeo, viene Finato. Favaro prova a lanciare il contropiede, Favaro passa in mezzo a due, non per un momento perché interviene tanti interventi da una parte e dall'altra E tanti errori anche da parte del Conegliano, 2 di fila, prima Celotto e poi lo stesso Veseli che non ha spazzato. Non si deve rischiare così tanto vicino alla propria porta, perché ci vuole un attimo e ti ritrovi sotto e dopo la partita si fa più complicata del previsto. Intanto dopo 12 minuti è arrivato. Vediamo se la musica cambia adesso. Numero 3 Culeo, vediamo se Ziberi riuscirà a portare un po' più di tecnica e velocità nel fraseggio del Conegliano. Veseli, Favaro cerca Finato, che l'aggancia posto con una mano. Veseli cerca di sviluppare il suo nazionale. Veseli, Favaro, va bene Favaro. Intanto vediamo come è entrato in campo, sì, ha portato forza, ha portato qualità, ma zoppica un po'. Intanto i giocatori della Mestre Fenice si lamentano perché volevano forse correttamente la rimessa per loro. Favaro sbaglia l'imbucata per Finato. Adesso da quando è entrato il capitano, i giocatori del Conegliano che cercano di appoggiarsi sul numero 13 per far salire la squadra. Favaro, ancora favoloso il suo intervento. Favaro passa in mezzo a due, Finato. Veseli, punta, cerca Finato, prova a giocare di sponda, trova ancora l'appoggio per Veseli. Cambiato proprio i ritmi del motore Conegliano, che si vede che vuole provare a cercare la via della rete. Scarinato, vuole puntare in Ziberi. Bello, ha un po' di spazio, tenta sul mancino, ancora Favaro a lanciare il contropiede. Veseli, da due su di lui, Celotto, ancora Veseli. Favaro, Finato, la controlla prima di petto poi di testa e fischiato un fallo contro lui. Questa è esperienza vera di Standretti. Ha messo il corpo, non si è fatto spostare e ha
preso un fallo più che giusto da una situazione in cui comunque non poteva, penso, creare altro. Ha preso il massimo da questa situazione. Iniziano i primi sproloqui con Bello. Questo frangente finato, andare a dire qualcosa al numero 14, c'è un'ottima punizione per il destro di Ziberi. Quando mancano 6 minuti e 30 secondi. Parte Ziberi all'arca, punta che si è alzata fin troppo. Puleo scavinato, Franzoi, adesso prova ancora Puleo, si lancia, para, c'è l'occhio, il destro di Puleo, ottima la risposta dell'estremo difensore, maglia numero 30. Ottima anche l'azione del Mestre con questo dai e vai che ha superato Veseli e ha trovato Puleo, ma comunque Celotto si dimostra ancora una volta, anche seppur giovanissimo, portiere di un grande esperienza che non fa rimpiangere Sponga. Adesso Bellu scavinato, Puleo a gestire il pallone e spalla alla porta. Mestre Fenice che non gioca mai con una vera e propria punta, sono sempre tutti e 4 giocatori ad alternarsi in uno schema a 2-2. Chinato, Veseli, tacco per Favaro, Bovezioso. Secondo me ne ho contati 2, ma secondo me anche il terzo o quarto attacco di Veseli che nella propria metà campo crea solo paura per gli uomini di mister Brusaferri. Se deve farlo, può farlo nella metà campo avversaria, non nella propria metà campo. Ora fondamentale l'intervento di Finato, che è in questo momento il giocatore più importante per il Conegliano, in grado di creare pericolosità ogni volta che non palla. Finato, ancora per Favaro, parte contropiede la Mestre Fenice, scavinato. Viene Martin, è stato fallo per Martin che si prende la munizione, era stato superato dal numero 10 dopo essere intervenuto la prima volta. Giallo giustissimo perché l'attaccante era inviato verso la porta e o lo fermava o andava tu per tu con Celotto. Già 2 ammoniti per il Conegliano, prima Fasanella e poi Martin, bisogna stare attenti. Punizione ghiotta per la Mestre Fenice qui. Sulla palla ci sono sia Schianato per il destro che Franzoi per il mancino, con Bello al centro dell'area. Parte Scavinato, 1-0 per il Mestre, punizione splendida del numero 10 ed è 1-0 per la Mestre Fenice. La finta del capitano ha tolto certezze a Celotto, l'uomo si è spostato e Schiavinato ha trovato il jolly. L'unica porzione di porta lasciata libera dal Conegliano l'ha punita. Ferri, Favaro, Martin, ancora pressing di Schiavinato. E questo forse Andrea poteva starci come fallo, perché ancora una volta Schiavinato, ancora una volta Martin, ancora una volta saltato. Ha detto che è un giocatore che tende ad accentuare un po' il contatto. Diciamo che se il giallo di prima era netto e scontato, questo era un 50-50. E infatti mister Brusaferri toglie Martin in evidente difficoltà e inserisce Luca Brusaferri. Veseli interviene, adesso Bellu, Carbuccio, viene trattenuto dalla maglia da Bellu. Veseli, Favaro, Brusaferri, Bellu,
tu per tu con Favaro, prova la punta, palla fuori di molto. Tantissimi errori, soprattutto in fase di regia per questo Conegliano che non trova un possesso palla pulito, che riesce a creare anche pericoli verso la porta avversaria. Molto spesso dei lanci lunghi, come in questo caso, lanci sbagliati, lanci che fanno perdere anche il ritmo. Diciamo che sono i due giocatori che sono più fluidificatori del possesso palla del Conegliano, sono proprio Ziberi e Imamovic, stanno mancando in questa partita. Si è visto proprio in quei pochi minuti in cui Ziberi è riuscito ad entrare provando magari a testare la condizione fisica, il Conegliano va accelerato nettamente. Bello qua, manca l'aggancio, la palla geniale di Franzoi. Di sponda, Busaferri vuole liberare il destro, Busaferri, intervenuto su di lui sterminato, tanto esce Franzoi. Per un rimpallo poteva portare molta fortuna in questo caso al Conegliano. Carbucci non è riuscito. Busaferri, velenoso, ha sfiorato l'incrocio dei pali. E questo deve fare il Conegliano. Passarla al pivot la protegge anche per la fisicità dei due pivot, i vari Brusaferri e Finato, che riescono comunque a vincere sempre i duelli contro i centrali della Fenice, e poi provare o con gli inserimenti o con il tiro proprio ad ingressi pericolosi, ma molto spesso questo non avviene. Giocatori della Mestre Fenice che sembrano essere in questo momento superiori a livello di intensità rispetto a quelli del Conegliano. Se dal punto di vista tecnico le due squadre stanno equivalendo, ciò che sta facendo la differenza è l'intensità messa in campo dai giovanissimi giocatori della Mestre Fenice. Mentre aggiorniamo il risultato degli altri campi, tutte le squadre impegnate in questa 20ª giornata di campionato, il Valdagno che pareggia 1-1 contro il Cosmos 9, Tello avanti 3-0 contro il Miane, Associazione Pupi che vince 3-2 contro il Marco Futsal Montebelluna, 0-0 tra Miti Piscinaris e Arzignano, mentre il Vigo Real viaggia per 4-0 contro il Futsal Infinity Codego. Conegliano che è chiamato a ribaltare questa partita, perché se lascia spazio anche alle due davanti di prendere margine, prendere punti dopo anche la fiducia stessa, è difficile riprenderle, perché le due davanti, Montello e Arzignano, corrono veramente forte, e anche a livello emotivo la sconfitta della settimana scorsa può avere anche un peso nella situazione in cui si trova adesso il Conegliano. Anche a livello di sfide personali, diciamo che l'assenza di Ziberi fa tutta la differenza nella classifica marcatori, con il Macedone che è avanti di solo un gol sull'Enrico. Ma anche a livello proprio di gol segnanti Ziberi è un po' la differenza, la sta facendo questa stagione, era chiamato a fare la differenza la sta facendo. Ferri. Adesso mancano 3 minuti e 5 secondi alla fine di questo primo tempo. Favaro, Veseli, Carbuccio, Veseli vuole liberare la tocco di mano da parte di Guariento. Punizione va sulla battuta Veseli. Veseli, tiro respinto dal numero 4 Bettenò. Adesso Perotto interviene con i pugni seduto ad anticipare Brusaferri. Carbuccia, adesso Conegliano che prova a spingere,
Bello, tocca per Goriento, trova i bracci del pressing di Favaro con una doppia finta, il numero 8 dunque sta nella rimessa laterale, mentre le distanze non vengono quasi mai mantenute dai giocatori Peseri. Prova rimbucata per Favaro che è anche una buona idea. Bello a gestire un pallone difficile, gli viene su di lui Brusaferri, Carbuccia. Qua Carbuccio ha aspettato troppo la palla, doveva anticipare il movimento, sapeva che poteva arrivare l'avversario, doveva un attimo velocizzarsi un po' di più e arrivare sulla palla prima del numero 7. Favaro, il numero 8 viene deviato, calcio d'angolo da Goriento. Calcio d'angolo. Favaro cerca il secondo palo Carbuccia, la deviazione di Franceschini stava per diventare pericolosa. Serve un episodio a questo Conegliano per rimettere in piedi questa partita. Una deviazione, un gol sporco, qualcosa che faccia entrare emotivamente in partita Mizza Brusaferri e compagni. Carbuccia, Veseli, anticipato da Bellu, che supera due avversari, Bellu. Cerca sul secondo palo Franceschini, interviene Celotto, Goriento, tocca per Stefanuto, Pette no, Goriento. Bellu. Goriento, cerca Bellu, vuole liberare il mancino, para Celotto. Se è una dei due partiti che in questo primo tempo è stato più impegnato, sicuramente è il numero 30 del Conegliano, Stefanuto ancora non chiamato a grossi compiti dall'attacco dell'Atletico. Tanto altra ottima azione da parte del Mestre Fenice, che trova spazi e si butta proprio, attacca questi spazi. Tiro deviato dai Pettenò, finisce il calcio d'angolo. Ancora Franceschini alla battuta, manca 1 minuto e 20 secondi alla fine di questo primo tempo. Pettenò. Stefanuto. Lancio lungo. Celotto. Veseli. Viene rubato il pallone da Franceschini, è rimessa laterale per Mestre Fenice. Goriento supera con una finta Finato. Goriento per Mancino, deviato da Favaro, ancora calcio d'angolo. Azione personale da 10 proprio, con una finta manda al bar l'avversario e poi si accentra col mancino, il miglior marcatore di questa Mestre Fenice. Ha provato di intervenire sul secondo palo Franceschini, cercando di anticipare Cappelletto. Finato. Veseli. Cappelletto. Finato. Cappelletto. La palla per Veseli. Sono imboccato di diretta per Favaro. La gestione di Suola. Veseli. Ancora provato il numero 19 di Bensiride. Stefanuto. Sicuramente dal destro di Veseli si sono creati maggiori pericoli per la Mestre Fenice in questo primo tempo. Goriento. Franceschini. Ancora Goriento. Mancano 8 secondi. Adesso vediamo se Cappelletto proverà con una palla diretta verso Finato. Favaro. Veseli. Prova a destra direttamente dalla sua metà campo. Ultima chance allora per la Mestre Fenice. Va a cercare Palma, interviene Cilotto. Finisce il primo tempo in ombra per il Conegliano. Siamo 1-0 per la Mestre
si finisce con il gol da punizione di Schiavinato.
tutto pronto al Palastadio per la ripresa della partita tra Atletico Conegliano e Mestre Fenice nel Gen, una partita in ombra dei padroni di casa con i ragazzi allenati da Landi, sono sembrati più attivi e più reattivi in questo momento. Sicuramente c'è da fare di più, qualcosa di più, anche qualche movimento in più da parte dei ragazzi di mister Brusaferri se vogliono cambiare, ma soprattutto vincere questa partita. Finora solo 2 volte veramente pericolosi con Brusaferri e Finato. Cappelletto, Aspetta. Cerotto, senza fronte, direttamente in rimessa laterale. Intanto muove la palla il giocatore del Mestre Fenice, qua bello, ma ritorna Brusaferri, palla Cerotto che imposta a ricercare Brusaferri, ma Adesso riparte quello stesso palla del Mestre Fenice. Terminato. Pureo. Ferri interviene, recupera il pallone, prova a lanciarsi. Ferri sfida tutta la difesa. Ferri! Para punto, primo lampo del numero 9. Adesso calcio d'angolo. Veseli, non è deviato, ancora rimessa laterale per il Conegliano. Adesso prova a rispondere. prova a rispondere sì, ma manca ancora quella voglia, quella determinazione che invece si vede negli atteggiamenti dei ragazzi di Mestre, che hanno proprio quella voglia di vincere, di arrivare prima sui palloni, di lottare, determinazione che fino ad ora Conegliano non ha avuto. Cappelletto, impostare, Veseli cerca Brusaferri, non sta funzionando questo pallone, l'imbucata diretta per il pivot, sta riuscendo più verso Finato, che diciamo che gode di un mismatch fisico e di esperienza ben diverso rispetto a Brusaferri, che diciamo è coetaneo di quasi tutta la squadra della Mestre Fenice. Adesso rimessa laterale per il Conegliano. Brusaferri cerca direttamente Cappelletto, Veseli, Veseli sbaglia il mancino, appoggio per Brusaferri. Manca anche un po' di lucidità in questo Conegliano, tanti passaggi, tanti appoggi facili che vengono sbagliati, manca la calma, la tranquillità, c'è un po' l'ansia di fare questi punti, di recuperare la partita e poi di vincerla. Favero, Veseli, Brusaferri, sale il pressing, la messa è felice, infatti ancora direttamente in messa laterale dalle parti di Stefanuto. Manca proprio la lucidità nel riuscire a saltare il pressing della Mestre Fenice, che quando accelera di intensità è difficile da sopportare. Prova Puleo, che era parimento per Franzoi, la messa laterale, ancora graziato il Conegliano. La prima volta è proprio la velocità dei passaggi, danno la palla e si muovono subito, non lasciano riferimenti come hai detto te prima, ma comunque è anche una fisicità dettata da quello che è l'età che hanno questi ragazzi che corrono veramente tanto. Cappelletto, Veseli, Favero, ora Veseli a saltare Schiavinato e a sbagliare l'imbucata per Brusaferri. Non si trovano questi due oggi, movimenti incontro e la palla va lunga, movimento lungo e la palla viene corta, non c'è
quella, come si può dire, intesa che si poteva vedere, si è vista da queste parti tra Imamovic e Ziberi nelle scorse partite, ma anche durante tutta questa stagione. Tra l'altro Conegliano, che non avevamo mai visto così in difficoltà nel trovare la via della rete, infatti non ha mai concluso una partita a secco. Favaro, dice per tutti, Favaro prova la punta per Brusaferri, interviene Scavinato, Cappelletto, Bellu, tocca ancora per Scavinato, che vuole vedere al destro, pallone fuori con il soffio. Anche questa ottima azione di Scavinato, che non ha voluto tirare subito, ha voluto saltare il portiere e ancora una volta era riuscito a indirizzare la palla verso la porta uscita davvero di pochissimo. Favaro, Cappelletto, ancora Finato, non supera il pressing di Franzoi, adesso c'è un 2 contro 1, interviene Finato, pare Scavinato, ma l'Atletico Conegliano è fermo, è molle. Non c'è nessuno che dà l'idea di poter saltare l'uomo, di poter creare pericolosità, di trovare la via della rete proprio, ma neanche la via della rete, di far male a questa Messi Fenice. Favaro, sicuramente uno dei migliori. Favaro, Veseli, Cappelletto, Finato, cerca Favaro, manca la sensibilità del tocco. Scavinato, interviene Cappelletto, Finato, Bellu, Finato vuole girarsi per il destro, viene chiuso da entrambe le parti. Veselo, Possiamo dire che Finato cerca Veseli, che prova la punta, l'era costruita bene qua il Conegliano con la sponda di Finato per Veseli. possiamo dire che c'è un Conegliano confinato, un Conegliano senza Finato anche dalle parti della porta avversaria, porta la sua forza, la sua fisicità, la sua esperienza. Veseli, Cappelletto, Bellu a lanciarsi di contropiede, Bellu il destro, pallonetto, interviene Celotto che adesso vuole lanciare il contropiede, arrivato con una punta a cercare Favaro, grandissimo intervento ancora di Celotto. Grandissima azione anche di Bellu, Andrea, che salta l'uomo con la suola e poi ha voluto cercare il gol di Fino, che ci poteva stare dopo un'azione del genere. Bellu entra sul destro, ritorna al palo, ancora graziato il Conegliano, azione stupenda qua di Bellu che è in grado di giocare bene con entrambi i piedi. E qua l'ho dimostrato, ma qua ha fatto gran parte dell'azione con lo stop, che salta già l'uomo, salta Cappelletto che rimane sulle gambe e poi si presenta a tu per tu con Celotto, che questa volta non poteva fare niente, ha dovuto guardare la palla e pregare che andasse verso il palo. Favaro, Fasanella, De Piccoli, cerca Fasanella, interviene Stefanuto, Guariento, tenta sul mancino. Zanella che deve fare attenzione perché c'è un cartellino sulla testa. Bellu, Guariento, ancora Bellu, dialogano i due. Celotto, la tutta per Fasanella, De Piccoli, vorrei cercare Finato, tutto l'occhio, poi ritorno indietro, Fasanella, Favaro, trova De Piccoli che non riesce a girarsi, riesce a scaricare per Finato, adesso c'è un po' di spazio per il Conegliano che ricomincia il possesso palla.
non c'è questa voglia di attaccare la porta, questa voglia di prendere in contropiede l'avversario. Quando c'è lo spazio davanti si decide sempre per un retropassaggio, per un giro indietro, ma ricordiamo che Conegliano sta perdendo questa partita. Nato prova a suonare la carica, il capitano cercare di trascinare i suoi ragazzi verso il pareggio. Mancano 13 minuti e 09 secondi. Intanto Zibè riscuote la testa in panchina, come se volesse entrare ma non riuscisse a farlo per... Tanto destra al volo di Finato, pallone colpito bene, un pochino troppo bene. Finato, De Piccoli. Dialoghi in corso tra il direttore di gara Bellu e Finato, che avevano già avuto da dirsi in precedenza per l'intervento di numero 13 su Bellu. Tanto proprio al posto del numero 14 entra il numero 5 Palma. Guarento cerca Palma a lavorare spalla alla porta, tocca per Franceschini. Finato a rubare il pallone ma solo per un attimo su Pette no, e poi entra duro. Cosanella, Favaro, De Piccoli. Favaro che prova a destra da fuori, palla che stava per sorprendere con una traiettoria insidiosa a Stefanuto, adesso il calcio d'angolo, va alla battuta dei Piccoli. Conegliano che negli ultimi minuti sembra riuscire a spingere un po' di più, ma manca ancora l'inerzia necessaria per provare il pareggio. Spingersi Andrea, ma ancora tanto, troppo poco forse per anche mettere un po' di grattacapi in questo Mestre Fenice Next Gen che si sta rivelando anche questa volta la bestia nera di questo Conegliano che non riesce a vincere. Tocco di Guarento per Palma al centro dell'area, il numero 5 che non è riuscito a toccare il pallone con la punta. Fasanella, De Piccoli, Favaro. Prova l'1-2 Fasanella con Favaro, pallone un po' pretenzioso per il numero 8. Stefanuto, tocca per Guarento, Franceschini. Secondo ancora per il numero 7. È un continuo movimento nella metà campo del Conegliano da parte dei ragazzi di Mister Landi che non si muovono sempre, cercano sempre la palla, do la palla e mi muovo, 1-2 scambi di posizione, è anche difficile difendere contro una squadra così. Adesso Mestre Fenice che sta provando a risalire il campo, sempre con un pressing forsennato. Sbaglia qua il tocco Guarento, adesso messa laterale che viene trasformata in un calcio d'angolo da Finato. Fasanella cerca Favaro fuori dall'area, non è perfetto il controllo. Fasanella non riesce a passare in mezzo a due. Anche questo calcio d'angolo gestito veramente male. Senza un tiro, solo un passaggio all'indietro, poi tutto molto difficile. Franceschini, Guarento, cerca Palma, riesce a passare anche a spostarsi un calcio d'angolo. Forse questa è l'immagine della partita, la palla che stava uscendo, Palma che comunque si è buttato, ha provato a prendere qualcosa e alla fine la sua caparbietà ha premiato la squadra. Guarento, ancora Celotto. Lancio lungo per Favaro, adesso c'è un po' di spazio per il Conegliano. Anche questa volta pallone alto quando c'era
non dico facilissimo, però un passaggio palla a terra che avrebbe facilitato Brusaferri. Sta cercando tantissime cose difficili il Conegliano, non le cose più semplici. Va a salire di intensità il Conegliano, adesso dei piccoli, Favaro, Fasanella. Potrebbe essere una soluzione, Ale, provare la doppia punta, Brusaferri Finato assieme. Sicuramente, ma poi c'è da prestare molta attenzione alle ripartenze di quello che sono il Mestre Fenice, perché i ragazzi di Mestre corrono veramente molto e ricordiamo che hanno già 2 gialli i padroni di casa, Fasanella e Martin. Franceschini, gestire il pallone, superare dei piccoli. Oriento. Franceschini. Dei piccoli in scivolata, suonare un po' la carica per i suoi, mentre entra Carbuccio al posto di Fasanella. Mette no, Oriento che supera Brusaferri, questo fuori di un soffro, ancora pericolosissimo. Questa azione pericolosa è nata da un pressing sbagliato, errato. Ci ha provato Brusaferri e saltato un uomo, il Mestre Fenice va a nozze, la gioca come vuole, 3 passaggi davanti alla porta. Carbuccio sbaglia l'aggancio, prova a ripassare lo stesso Brusaferri, un po' di spazio per il mancino, Brusaferri, palla che viene toccata da Stefanuto, parata importante del numero 12, bella l'azione solitaria del numero 9, meriti anche di Carbuccio che era riuscito a passare in mezzo a 2 nonostante un controllo iniziale sbagliato. Veseli, ancora impegnato da Stefanuto, prova ad alzare il pressing offensivo conegliano. Brusaferri, punta, para ancora Stefanuto, poi Carbuccio la spedisce alle stelle. Non l'hanno chiamato in casa tante volte, ma quelle poche volte a Stefanuto ha risposto sempre presente. 2 parate nel giro di pochi secondi, tutte e 2 ottime. Oriento. Lungo per palla, sbagliato. Lascio Celotto. Sembra essersi ripreso un po' il campo il conegliano. Favero. Veseli. Ora Favero. Cerca Carbuccio che non aggancia. Oriento. Peschini, Palma. La vera domanda, Andrea, se con questo risultato ancora in bilico mister Brusaferri vorrà rischiare Ziberi magari per gli ultimi 2-3 minuti per provare a creare qualcosa di diverso, di mettere un po' di sale in questa partita, di difficoltà al Mestre Fenice. Veseli. Favero. Potrebbe essere sì un'arma da impiegare per gli ultimi minuti Ziberi, anche se con questa situazione di vantaggio della Mestre Fenice l'arma principale potrebbe in realtà diventare il quinto uomo, anche se vedete che fa molta paura il pressing della Mestre Fenice, potrebbe veramente impedire questa situazione. Ancora calcio d'angolo comunque da Veseli che è entrato in questo frangente di gara con un appiglio ben diverso dai primi minuti del primo tempo. Ancora Veseli. Favero. Acquistare ancora una rimessa laterale in zona offensiva. In ogni azione, in ogni tiro, i ragazzi del Mestre Fenice sono sempre lì, sporcano lì, provano a sporcare tutto, a non creare facile la giocata. Qua buona lo schema che ha portato al tiro di Brusaferri, tiro alto del numero 9. Scavinato. Palma.
tocca per Pettenò, che non riesce a tenere il pallone in campo. Veseli, Carbuccia, si è toccato la palma, adesso scavenato, primo palo Franzoi, interviene Carbuccia che conquista anche la rimessa dal fondo. Aggiungo proprio per Carbuccio che prova il destro, palla fuori di nulla, si era coordinato benissimo il numero 11. Questa è l'occasione più grande che si è riuscito a creare il Conegliano. E l'occasione più grande è stata costruita proprio in contropiede del Conegliano, l'ha cercata, l'ha voluta con questa azione personale di Carbuccio che prima ha guadagnato la rimessa del fondo e poi è partito come una freccia. L'azione di Carbuccio che ha anche galvanizzato i tifosi in questo frangente di gara che provano a spingere. Brusaferri vuole liberare il destro, interviene Pattanò, conquista anche la rimessa laterale. Ogni volta Brusaferri ha il primo controllo ottimo, cerca di saltare l'avversario ma in saltato uno ce n'è un altro, è proprio difficile anche arrivare a calciare in porta. Bello, interviene di testa ma non riesce a crearsi un controllo orientato. Cappelletto, Veseli. Aggiorniamo che l'Arzignano è passato in vantaggio per 2-1. Bello. Cappelletto, Veseli, Carbuccio. Cerca affinato ma la palla non riesce ad arrivare pulita sul numero 13. È arrivato anche il momento di mettere dentro le due punte come dicevamo prima, perché il tempo diventa sempre più un nemico di questo Conegliano. Non escludere l'utilizzo dell'arma del quinto uomo che mai come in questa partita può essere un'arma a doppio taglio. Adesso punizione per Messi Fenice, ma la battuta Schiavinato che già nel primo tempo ha trovato il gol da una posizione simile. La tocca per il mancino di Guariento, palla deviata da Sanato. Messa laterale per il Conegliano. Cappelletto, Piccoli, Finato riesce a toccarla ancora per De Piccoli. Cappelletto, Veseli, un po' di spazio il numero 19 per puntare, va a passare in mezzo a due. Vista ancora una rimessa laterale quando mancano 5 minuti e 56 secondi alla fine di questo secondo tempo. Non ho mai visto un Conegliano che faccia così tanta fatica a arrivare dalla parte del portiere avversario. Sì che mancano grandi nomi che non ci sono, però non è giustificabile tutto questo. Bello. Franzoi. Liberale Martino. Là fuori. Se l'ha già trascinata fuori il capitano della Mestre Fenice. Cappelletto. Veseli. Piccoli. De Piccoli a buoni spazi. Del numero 3 Puleo su De Piccoli che ha conquistato una punizione veramente invitante. E guardate chi sta entrando. Ecco, è stato proprio un gioco di furbizia da parte di De Piccoli che con la punta ha anticipato il diretto avversario che l'ha steso.
Prova a metterlo, magari si scarica. A battuta della punizione ci sono Finato e Ziberi. Questa può essere l'occasione più ghiotta costruita dal Conegliano questo secondo tempo. Ferri, vediamo se il numero 10 riuscirà a sgrovigliare questa partita. Parte Ziberi che la tocca per Finato. Questa è stata una punizione totalmente sprecata dall'Atletico Conegliano, che neanche da così vicino con una palla da fermo è riuscito ad arrivare alla conclusione. Ennesima scelta sbagliata da parte. Ha trovato Cappelletto sul secondo palo da solo di testa, il numero 3 non è riuscito a rimanere in rete. Franzoi per Cerotto, ancora De Piccoli, sbaglia il gancio. Calcio d'angolo, Franzoi, viene Finato, non riesce a lanciare De Piccoli, Schevinato. Veselli non riesce a superare Bellu, De Piccoli cerca Finato, entrambe le mani appoggiate su di lui da parte di Culeo. Finato, Cappelletto, Franzoi, un po' di spazio può puntare Veselli, per il mancino immediato. Mancano 18 secondi mentre vedo dalla panchina che è pronto Favaro con la maglia del quinto uomo. Cappelletto cerca Finato al centro dell'area, era una Anche questa volta Cappelletto come prima poteva cercare la via della rete, ma ha deciso di passarla al compagno meglio posizionato, e qualche volta un po' di sano altruismo non fa male, egoismo non fa male. De Piccoli, tocca per Veselli, che supera con una finta Bellu, poi libera il mancino, allora da Franzoi, ancora calcio d'angolo, viene chiamato il time out da mister Brusaferri, pronti per il quinto uomo. Ecco, Riuscirà con il quinto uomo veste la a maglia fare il pareggio. Favaro. Secondo me farà meno di Cappelletto, potrebbe fare meno di Cappelletto mister Brusaferri, lasciando Finato, Veselli, Brusaferri e De Piccoli in campo. Vediamo se Ziberi in questi minuti finali riuscirà a dare qualcosa al Conegliano. E intanto, come spesso accade, a parlare di schemi con la lavagnetta in mano, sai chi è Andrea? Proprio lui. Giocatore allenatore ormai. Non mai a scavalcare Brusaferri, ma riesce ad aggiungere con quel carisma tecnico quelle corde che sono fondamentali da toccare per i suoi compagni di squadra. E intanto, ultimi 4 minuti e rientra in campo proprio lui. Parte il Conegliano con il quintetto che avevamo immaginato, con Brusaferri e Finato come vertici, mentre 3 ad impostare saranno Veselli, Favaro e Ziberi. Finato, Ziberi, Veselli, ancora Ziberi, cerca De Piccoli, Favaro, interviene su Giulio Fondaschini, ammonito Favaro.
falta laterale, anzi punizione per Mestre Fenice quando mancano 3 minuti e 44 secondi alla fine di questo secondo tempo. Guariento, Peselli, anticipato da Culeo, adesso schiavinato, Guariento, Franceschini, schiavinato per tenere in campo un pallone difficilissimo. Ziberi trova affinato Favaro, ancora Ziberi con la punta, messa dal fondo, Franceschini, c'è un possibile 2 contro 2, supera Peselli in velocità. Affinato, Ziberi, un po' di spazio, adesso pensare di nuovo il quinto uomo ancora con Favaro. Da quando è entrato Ziberi la partita è radicalmente cambiata, anche questo movimento a cercare la profondità ha impensierito comunque la difesa del Fenice. Favaro, Ziberi, sbaglia il tocco per Peselli, finisce bene il pallone, lo fa rimbalzare su Schiavinato, la conquista comunque. Rosso per mister Busaferri. Rosso per Busaferri, adesso non fase confusa del match. Mai visto un visto Busaferri così acceso, Andrea? È proprio... di partite ne abbiamo viste abbastanza, soprattutto qui in casa. E ancora. Adesso prendere via degli spazi, arrabbiato anche col cancelletto. Situazione difficile da commentare, sappiamo dell'influenza che può avere la dirigenza della Mestre Fenice su un arbitraggio. All'ennesimo esempio, adesso Busaferri lancia il contropiede, Finato, sale il quinto uomo, Peselli la lascia per Ziberi, Favaro, Ziberi, Peselli, deviato da Schiavinato, Ziberi, sale il volume del pubblico, Busaferri, la tocca per Favaro, destro deviato, adesso ancora Ziberi, manca 1 minuto e 50, Ziberi, Peselli, Busaferri, Favaro vuole girarsi per il destro, Franceschini, tiro deviato da Busaferri, messa laterale,
Ziberi. Veseli. Adesso è solo scagliato per il destro, 2-0 per il Mette Fenice. Questa partita totalmente compromessa per il Conegliano. Quello che mi è sembrato un po' strano è il fatto che comunque Ziberi non tenti mai il tiro, anche proprio non dico davanti alla porta, ma comunque quando c'è spazio cerca sempre l'extra pass per i compagni. Qualche volta bisogna anche tirare. Favero, Ziberi, viene ancora schiavinato, scatenato, fuori. Favero, Veseli, Ziberi, schiavinato, ero deviato da Veseli, manca 1 minuto e 3 secondi alla fine di questa gara. Stefanuto, lancio lungo, Tempeschini, tagliato fuori da Tirotto, mancano 50 secondi, lancio lungo per Finato, che aggancia il pallone, conquista la rimessa laterale, però va ancora con l'uomo il Conegliano. Ma ormai penso ci sia davvero poco, se non si è riusciti a fare qualcosa in 39 minuti, penso che in 49 secondi non si riesca a recuperare ormai un risultato che è andato. Tiro da fuori di al fondo, Ziberi. Questa dal fondo va alla battuta Favero. Anzi, Favero, Ziberi, Veseli. Sale il campo il numero 19, prova a destro. Ziberi, Finato, Favero, Ziberi, trova ancora Finato, che ha un po' di spazio. Ziberi sbaglia l'aggancio. E anche se Ziberi sbaglia queste cose, la serata penso si possa concludere anzitempo, ma è una serata dove se a Conegliano poteva piovere a grandinato, diciamo. Ziberi, schiavinato, prova a partire ancora in cosa per il numero 10, finisce per 2-0 per la Mette Fenice Next-Gen, partita giocata troppo a ritmi spenti per il Conegliano, una partita poteva dare molto di più alla squadra di casa, vince meritatamente la Mestre Fenice. Tanti meriti alla Mestre Fenice, ma penso anche tanti demeriti a questo Conegliano che non è riuscito mai a essere pericoloso, a creare qualcosa, tanta anche frustrazione, forse volontà di fare tanto e non riuscire a farlo ha portato a questo risultato, questo 2-0. Saluto a chi ha seguito la diretta, ci vediamo tra 2 settimane per la prossima partita in casa dell'Atletico Conegliano.